Ma noi prendiamo atto ancora una volta di queste dichiarazioni di principio da parte degli esponenti del Partito Democratico, poi verrò anche alle dichiarazioni degli esponenti del Movimento 5 Stelle, dove loro ci confermano che sono disposti a parlare. Sono 10 anni che non si fa altro che parlare, chiacchiere inconcludenti, che hanno fatto sì che con questa volontà di parlare si stia creando una situazione per la quale il Parco dei Colli Euganei viene distrutto, ma non da un emendamento che noi presentiamo. Viene distrutto dall'incapacità di gestire il territorio e di garantire un equilibrio tra fauna selvatica e territorio. Finché i colleghi del PD o del Movimento 5 Stelle sono disposti a continuare a parlare con i loro corrispondenti sindaci di sinistra, dai 10 ai 15.000 cinghiali stanno devastando ogni giorno e ogni notte il territorio dei Colli Euganei. Chi non conosce qual è la dannosità del cinghiale deve capire, vi uso un'immagine. Un cinghiale in una notte fa lo stesso lavoro di un trattore con l'aratro, perché i cinghiali, oltre che di nutrirsi di colture agricole, si nutrono anche di alcuni tuberi che crescono spontaneamente sotto la cotica erbosa. Per andare a cercare questi tuberi, i cinghiali, con il loro grugno, scavano come un trattore. Quindi pensate voi, ogni giorno e ogni notte, sull'area dei Colli Euganei ci sono 15.000 trattori con l'aratro che devastano il territorio. Oltre a devastare il territorio, questi 15.000 onnivori distruggono le colture agricole. Finché noi chiacchieriamo, ci sono imprenditori agricoli che, oltre a dover affrontare le difficoltà del mercato e la congiuntura economica internazionale che vede l'imprenditore agricolo dover competere ad armi impari sul mercato internazionale, ci ritroviamo a dover vedere che i nostri imprenditori devono anche subire la devastazione delle loro colture ad opera di questi 15.000 cinghiali. Quindi, a fronte di questa emergenza, che non ha trovato alcun riscontro positivo negli anni, in questi ultimi 10 anni, perché se voi pensate che si possa arginare l'emergenza cinghiali sui Colli Euganei attraverso questi sistemi palliativi con i chiusini che servono unicamente a catturare animali di piccole dimensioni, normalmente giovani dell'anno, e quindi con gli interventi finora attuati non solo non diminuiscono i cinghiali, ma aumentano a dismisura. Questo non è un'opinione, è un dato oggettivo, un riscontro oggettivo. Oltre a devastare il territorio e oltre a saccheggiare le colture agricole, i cinghiali rappresentano un pericolo quotidiano per chiunque transiti per le vie di comunicazione dell'area ai colli, perché questi branchi enormi di cinghiali tutte le notti per andare a cercarsi il cibo attraversano le strade. Ormai è di tutte le notti la notizia di incidenti stradali che vengono provocati dai cinghiali che attraversano le vie di comunicazione. Non so se avete l'idea di cosa può comportare per un automobilista, non diciamo un motociclista, ma un automobilista che con la sua autovettura investe un animale di 150 kg. Se gli va bene, salva la vita. Se gli va bene. Siccome la fauna selvatica, per effetto di una legge statale del 157/92, non è di proprietà del proprietario dei fondi, ma la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi chi ha la disavventura di investire uno dei 15.000 cinghiali che attraversano tutte le notti le vie di comunicazione si trova anche nelle condizioni di veder danneggiata la sua autovettura, ammesso che non corra pericoli
per la sua incolumità fisica e nessuno gli risarcisce i danni che subisce. Questo è un altro riscontro oggettivo. E ora va prima di tutto chiarito che è opportuno sgombrare il campo da alcune bugie che sono state raccontate in questi giorni. Bugie. Da chi ha innescato una battaglia di natura politica e che racconta solo delle bugie. Noi non vogliamo smantellare nessun parco, perché la proposta che abbiamo presentato non prevede la cancellazione dei parchi, come qualcuno falsamente ha finora affermato, ma prevede solo la riclassificazione delle aree attualmente previste nell'area dei Colli Euganei. Voi sapete che la legge 38 dell'89 prevede la classificazione delle aree in riserva naturale, in zone agrosilvopastorali, in zone agricole o a urbanizzazione controllata. Bene, tutte queste zone noi le manteniamo, come è stato detto, e manteniamo l'area protetta, perché con la riclassificazione delle aree tutta la superficie attualmente ricompresa nel parco rimane area protetta. Perché la necessità della riclassificazione? Perché la legge 394/91, legge quadro sulle aree protette, impedisce l'utilizzo di strumenti adeguati per garantire l'equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica e le esigenze del territorio. Lo impedisce la 394/91. Se invece noi prevediamo la riclassificazione nelle aree contigue, collega Valdegambari, un po' spostato nelle aree contigue previste Grazie. dall'articolo 32 della 394 e non previste dalla legge 38 dell'89, perché la legge 38 istitutiva del Parco di Colli Euganei è stata approvata prima dell'entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette, che è stata approvata nel 91. Quindi mentre genericamente la legge 38 dell'89 parla di aree pre-parco, la legge quadro sulle aree protette, l'articolo 32, prevede chiaramente l'istituzione di aree contigue, all'interno delle quali possono essere attivati strumenti di controllo non previsti e non consentiti nelle riserve naturali. Semplicemente questo. Ecco il motivo della riclassificazione. Quindi fare in modo da poter avere strumenti per intervenire, cosa che attualmente non è consentita. Allora, quelle aree che vengono riclassificate vengono abbandonate a se stesse? No. Quindi non è vero che smantelliamo il parco, non è vero che consentiamo le escavazioni, un'altra bugia. Guardate, avete fatto di questa cosa qua una elencazione di nefande bugie. Non è vero che consentiamo escavazioni selvagge, non è vero che consentiamo le emissioni nocive sul territorio. Abbiamo addirittura approvato un emendamento che vieta la possibilità di utilizzare CSS per quanto riguarda i cementifici. L'abbiamo approvato. E quindi anche questa è una bugia grande come una casa. La questione legata a quello che si vuole fare è il mancato coinvolgimento, è stato detto, del territorio, no? Come se qualcuno di voi avesse l'esclusiva nei rapporti con il territorio. Allora, noi nell'incontro che abbiamo fatto qui, assieme ai sindaci, e non è vero, consigliere Ruzzante, che tutti i sindaci sono contrari. Se lei legge come sa leggere, avrà avuto modo di constatare che non tutti i sindaci sono contrari. E i sindaci che sono venuti qui ad incontrarci ci hanno detto tutti, c'erano diversi testimoni, nessuno ha sollevato questioni di merito. Sono state sollevate in modo pretestuoso da alcuni questioni di metodo. Tutte le organizzazioni professionali agricole si sono dichiarate, erano presenti, e sono dichiarate d'accordo nel merito e anche nel metodo dell'iniziativa. C'erano
diverse associazioni ambientaliste non integraliste che si sono dichiarate d'accordo con l'iniziativa. Non parlo delle associazioni venatorie che, miracolo della sorte, si sono dichiarate ancora tutte d'accordo. Colleghi, dategli la giusta attenzione. So che a qualcuno di voi dà fastidio vabbè, quello che capita. sto dicendo, ma sto dicendo semplicemente la verità. Allora, chi si schiera contro questa iniziativa nel merito? Abbiamo avuto in questi giorni le solite mail da parte di i soliti 10 soggetti, gli amici del collega Zanoni, ma non solo, che ci mandano le loro mail come se fossimo così stupidi da non capire che sono i soliti 10 soggetti che, dotandosi di 10 account di posta elettronica ognuno, fanno vedere che ci mandano tante mail. Poi organizzano una manifestazione regionale qui davanti e sono 28 persone. Quante decine di migliaia di mail volete che vi faccia mandare da persone concrete? E se è vero che schierate le truppe, volete che andiamo a confrontare i vostri 28 manifestanti con quelli che vi posso portare io qui davanti? L'ultima volta che ho portato qui alcuni dei miei amici, dati della questura, qui di fronte c'erano 14.500 persone, non fantasmi. E questo quando le strutture che avevamo sul territorio erano 1/10 delle attuali. Volete che facciamo una prova per capire chi è contro? E di quei 28 che erano lì a manifestare fuori, la stragrande maggioranza di quei 28 non abitavano neanche all'interno dell'area dei Colli Euganei, ma erano soggetti che magari fanno i manifestanti per mestiere. Però sempre 28 erano, li abbiamo contati, sono fatti anche fotografare per far vedere che erano fighi, no? 28 persone. Allora, questo è quello che succede. I contrari. Volete che facciamo una raccolta di firme per vedere quanti dei cittadini residenti sono a favore e quanti sono contro? Voi che avete il contatto con il territorio? Volete che facciamo una prova per capire chi veramente è a favore e chi è contro il fatto di attivare strumenti particolari per affrontare un'emergenza? Volete che lo facciamo? Guardate, mi invitate a nozze. Allora, se addirittura tra i contrari si annoverano coloro che dicono che è sbagliato cacciare gli animali selvatici, perché, come ha detto la consigliera Bartelle, cacciando gli animali selvatici aumentano a dismisura. Ma allora tutte le balle che ci avete raccontato che la caccia distrugge la fauna selvatica, dove vanno a finire? Collega Zanoni, quando dici che bisogna vietare la caccia perché la caccia distrugge la fauna selvatica, la sua collega, prossima collega anche nel prossimo gruppo, dice l'esatto contrario, cioè dice che la caccia fa aumentare la fauna selvatica. Ma allora dobbiamo presentare una legge per ampliare i periodi cacciabili, se questo è quello che sostenete voi. Allora noi semplicemente diciamo che siccome in questi 10 anni si è affrontato il problema dell'emergenza pensando unicamente a pagare i danni provocati da fauna selvatica, guardate, nel nostro paese c'è una situazione alquanto anomala. In tutto il mondo, ma se volete circoscriviamo il nostro raggio di comparazione all'Europa, in tutta Europa la fauna selvatica nelle aree protette è una risorsa. Perché cosa succede in tutto il mondo, in tutta Europa, se ci sono 10.000 cinghiali in più in un'area protetta che devastano il territorio? Questi animali in esubero vengono venduti ai cacciatori che, accompagnati magari dal guardiaparco, si comprano l'animale, lo abbattono, controllati da chi di dovere, con gli introiti da questa vendita l'ente parco si mantiene. La caccia in tutta Europa è una delle principali fonti di autofinanziamento delle aree protette. Qui da noi, oltre a spendere ogni anno 5 milioni, 6 milioni di finanziamento pubblico che vengono erogati dalla Regione del Veneto, 6 milioni all'anno che potremmo dare magari alle famiglie bisognose,
Adesso altri 200.000 euro per cosa? Risolvere il problema? No, per andare a mettere un cerotto ad una piaga in cancrena. Allora, questo è quello che succede. Allora, anziché continuare a intervenire per pagare i danni provocati dalla fauna selvatica, che in Italia è un problema, anziché essere una risorsa, continuiamo a spendere soldi pubblici e ne dovremo spendere sempre di più. Ne dovremmo spendere sempre di più, perché non ci sono strumenti per intervenire. Fino a quando pensate che la collettività possa accettare il fatto che risorse ingenti come quelle che stiamo stanziando per sanare queste ferite debbono continuare a essere pagate dalla collettività? Ma gli ambientalisti dicono: ma è bello vedere il cinghiale che mangia l'uva. Scusate, ma se per voi è bello vedere il cinghiale che mangia l'uva o distrugge le colture, perché non li pagate voi i danni anziché farli pagare alla collettività? Perché deve essere la collettività a pagare un vostro sfizio? Perché in questo caso noi semplicemente diciamo, vedrete che c'è anche la legge che risolve anche quel tipo di problema, consigliere Azzolini, non si limiti a fare come fanno molti dei suoi colleghi, che nei finanziamenti pubblici trovano una grande soddisfazione per soddisfare le proprie ambizioni. Noi vogliamo semplicemente fare in modo quindi che si possa intervenire. Quello che abbiamo potuto fare noi attraverso questa iniziativa intanto è sollevare la questione e passare dalle chiacchiere ai fatti. E allora, siccome erano pretestuose le argomentazioni addotte da alcuni sindaci di sinistra, pretestuose, allora per togliere il pretesto abbiamo predisposto un altro emendamento che, anziché proporre già una riclassificazione, dà 90 entro e non oltre 90 giorni di tempo per permettere alla giunta regionale di trovare l'intesa con i sindaci e quindi predisporre una nuova riclassificazione. Ma siccome sul territorio, guardate, io ho poche qualità, pochissime, ma ho ancora le mie radici fortemente legate sul territorio e i miei terminali sul territorio mi dicono che i sindaci sinistri che avete attivato voi stanno dicendo che non hanno nessuna intenzione di trovare l'intesa con la giunta regionale, perché tanto non si farà nulla, perché bisogna continuare a garantire il drenaggio di tantissime risorse pubbliche come è stato fatto in questi ultimi 10 anni. Allora, se, come purtroppo temo, l'obiettivo non è quello di fare le cose in maniera concertata, ma è quello di non farle come è successo negli ultimi 10 anni e di lasciare che i cinghiali devastino il territorio. Sta barzelletta dei cinghiali liberati dai cacciatori, guardate, allora state bene attenti al fatto che capisco che possono i cacciatori liberare i cinghiali in un'area dove si possono cacciare, ma che senso può avere per uno di spendere dei soldi per lanciare degli animali dove non possono essere cacciati? Qual è la ratio? Qual è la ratio? Anche questa una barzelletta. Una barzelletta. Allora, su questo noi abbiamo semplicemente attivato un percorso e l'abbiamo fatto denunciando una situazione che ormai è insostenibile. Chiunque viva all'interno dei Colli Euganei vi dirà, non chi vive in città a Padova o a Milano o qualcuno che ha mandato le firme da Roma o da Napoli, chi vive nell'area dei Colli Euganei vi dirà, chiunque vi dirà che la situazione è diventata insostenibile e che il pericolo per chiunque transiti per le strade dei Colli Euganei è un pericolo incombente ogni notte. Questo è quello che abbiamo fatto, quindi smettete di raccontare delle bugie. Se avete voglia di fare qualcosa per chi lavora e vive all'interno di Colli Euganei, fatelo in maniera concreta, non utilizzando manovre dilatorie come state facendo adesso. Quindi ci sono 90 giorni di tempo, entro e non oltre 90 giorni. Se i nostri timori troveranno riscontro nella manovra che è stata messa in piedi, mirante a non fare nulla, tra 90 giorni ci rivediamo e portiamo avanti l'iniziativa che avevamo già architettato e quindi fare in modo che si riesca a dare una risposta concreta lì.
perché altrimenti c'è il pericolo reale che qualcuno ci vuole prendere per i fondelli. Ultima cosa per quanto riguarda il mancato coinvolgimento. La domanda che faccio è a chi ci dice ma non avete sentito il territorio. Allora la domanda che faccio io, ma chi ha voluto istituire questo parco dei Colli Euganei? Prima di istituirlo, a chi ha chiesto il consenso? Quali sono le categorie che sono state coinvolte e a quali è stato chiesto il parere sull'istituzione del Parco dei Colli Euganei? A quali di queste categorie, a quali cittadini residenti in quell'area, o forse è stato il frutto di un accordo tra l'allora presidente della giunta regionale e un ambientalista padovano che in questo modo ha guardato da un'altra parte per non guardare da un'altra? Guardate, io quel momento l'ho vissuto e mi ricordo perfettamente a che tipo di compromesso. Dopodiché, le dico in modo molto sereno, consigliera, quando lei dice ci sono alcuni provvedimenti a cui noi teniamo molto più della Giunta, è lo stesso ragionamento che faceva qualcuno dei vostri sinistri quando si parlava del Mose. E state bene attenti a quello che dico, che è a verbale. Se gli elementi che ho io e che non sono solo in mio possesso dimostreranno qual è l'interesse trasversale a certe manovre, e allora si capirà, come è successo per il Mose, per quale motivo si spingono alcuni provvedimenti per garantire un equilibrio tra forze politiche di centrodestra e di centrosinistra. Tra poche settimane forse avremo qualche informazione in più.